La legge non si tocca, ricorsi bocciati. Un giorno e mezzo fra udienza pubblica, mentre fuori imperava la protesta dei Novax da tutta Italia, e Camera di Consiglio. Poi la Corte Costituzionale decide. Resta l'obbligo delle vaccinazioni a scuola. La legge Lorenzin non viene scalfita dalla battaglia ingaggiata da Palazzo Balbi. Perché, dice la Consulta, il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà dei vaccini si giustifica alla luce del contesto attuale, caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali. Secondo i giudici costituzionali, inoltre, le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale. Ricorsi quelli del Veneto che non mettevano in dubbio l'efficacia dei vaccini, ma il concetto di obbligo, laddove il Veneto ha adottato da 10 anni un percorso di dialogo. O meglio, aveva, perché la decisione mette una pietra tombale su tutta la vicenda. Ci adegueremo alla sentenza. E io il mio dovere l'ho fatto. Ho fatto quello che è il dovere di un governatore che rappresenta l'unica regione in Italia che ha un modello vaccinale, o meglio aveva un modello vaccinale fondato sulla non obbligatorietà, ovvero sul dialogo con i genitori, sullo scrivere a casa, su informare che tuo figlio deve ancora fare dei richiami e sul fatto che non siamo da soli, ma in questo modello di non obbligatorietà ci sono altri 15 paesi europei. Una pessima giornata per Zaia, che da Roma poco prima aveva ricevuto un'altra notizia poco gradita, il passaggio di Sappada al Friuli. Noi non siamo contro i vaccini, ma abbiamo sempre pensato che il modello del dialogo con i genitori e non dell'imposizione ci faccia vaccinare di più. Punto. Non capisco per quale motivo si deve buttare via questa esperienza. Guarda caso il modello del Veneto, ricordatelo a tutti, ha prodotto know-how, quindi conoscenza, e ha prodotto un'anagrafe vaccinale digitale che gli altri non hanno. In ballo anche le aspettative di un esercito di migliaia di famiglie, già sul piede di guerra e che difficilmente resteranno con le mani in mano. Ora però c'è il sigillo della Corte Costituzionale. Obbligo vaccinale, con tempo fino a marzo prossimo per mettersi in regola, poi scatteranno le conseguenze.